Ciao ragazzi, oggi sono tornato a Casteldario, in provincia di Mantova, patria di Tazio Nuvolari, l'indimenticato campione dell'automobilismo, ma anche del risotto col puntel. E per questo sono venuto a trovare un esperto, Remo Rolli della locanda al commercio, quella in centro, e sta già facendo una cosa importante per il risotto col puntel, cioè versare il lambrusco, perché questo è l'accompagnamento principe, vero? Certo, sì, la sua morte. Qui abbiamo due tipi di risotto, gli emblemi di Casteldario, è il risotto col puntel e il risotto col pessin. Intanto partiamo da questo, è riso alla pilota, vero? Sì. Cosa vuol dire? Che Casteldario ha dato i natali a Tazio Nuvolari e quindi è facile fare l'accostamento al grande pilota. Però il sistema di pilota, questo modo di cucinare il riso arriva proprio dai piloti che erano i lavoratori delle riserie nostre, e sembra che hanno inventato questo modo singolare di cucinare il riso con poca acqua e lasciandolo riposare successivamente. Quello che fate tuttora, no? Quello che si fa sempre tuttora, certo. E quanto tempo? E il tempo di cottura dipende dalla lavorazione del riso, è molto particolare la cosa. In base alla lavorazione del riso sono i minuti di cottura, perché se un riso meno è lavorato più ha bisogno di acqua e quindi ha bisogno di essere bollito un po' di più. Questo riso, per come è lavorato, ha 5 minuti di bollitura e 12 minuti di riposare dopo la bollitura, coprendolo con un panno. E quindi alla fine è pronto per essere condito. Diciamo che il risotto alla pilota viene sempre condito, il nostro risotto, sempre alla fine, sia con la salsiccia, alla pilota con il pesto di maiale e anche nel caso del pesce. E il puntel, che cos'è esattamente? Allora, il puntel è nato tanti anni fa come bracciola. Si dice anche che sia una rivendicazione salariale delle mondine, perché non erano soddisfatte della loro remunerazione, e allora hanno pensato di farsi aumentare in maniera materiale il loro compenso. Quello che dico io è che il puntel è nato qualche decennio fa come bracciola, la costina è venuta dopo. La bracciola una volta veniva fatta al tegame e veniva messa proprio vicino al risotto, alla pilota con la salsiccia, e così rimaneva bella morbida perché veniva cotta con il suo sugo e quindi si sposava bene col risotto, in maniera da fare una cosa. La costina, come dicevamo prima, è nata dopo. Certo. Ha preso il sopravvento, adesso si parla quasi solo di costina. Ma la è bracciola esiste ancora. È un'evoluzione o è una moda la costina? È stata tutte e due, un po' un'evoluzione che Certo. ha seguito una moda, e quindi adesso però la costina, se noi andiamo in tutti i locali che la costina, esiste solo la costina, sembra quasi che la bracciola non sia mai esistita, invece non è vero. La bracciola era solo quella una volta, Certo. La costina non le faceva nessuno, perlomeno qua a Casteldario non so, ma... E i saltarei? E il saltarei è sempre in cottura alla pilota, perché quando si parla di pilota si pensa sempre al risotto con la salamella, ma il risotto alla pilota è anche questo, perché il sistema di cottura è uguale, e quindi viene cotto con poca acqua, lasciato riposare. E con che cosa viene arricchito però? È Perché lì arricchito. c'è diverso, vero? C'è una logica che accomuna il risotto, in questo caso col pesce, al pesce fritto, ed è l'olio di frittura. Questo pesce viene cotto ancora nella padella con l'olio fresco, non friggitrice ma padella, rigorosamente, e la parte più densa dell'olio, quando è stato finito di friggere il pesce, viene tenuta rimessa ancora sul fuoco con un po' di cipollina, che sono quei pezzettini che noi vediamo Certo. nel risotto, e un po' di vino rosso, e questo dà sapore al riso. Il risotto ha già un suo sapore, quasi diciamo che potremmo anche chiamarlo risotto col puntello, anche quello col pesce, perché il risotto ha già un suo sapore. Il pesce, che in questo caso come oggi sono i saltarei, però potrebbe essere il pesciolino, potrebbe essere il pesce gatto, la base del risotto rimane sempre la stessa.
arriva qua e non conosce la nostra storia, Certo. e Non apprezza forse fino in fondo, e vero? non apprezza- e poi c'è un'altra cosa, che mangiando, sapendo la storia, lo mangi in un altro modo, in Certo. un'altra maniera. Anche perché è come dire, vedere un film e avendo letto il libro e non avendo letto, stessa roba. Certo. Eh, Beh, io ti conosco da qualche anno, la storia la conosco, ma quando diventa freddo, le tristi stesso, quindi... no, c'è anche un lì. detto, ti racconto una cosa, Stefano, che non ti ho mai detto. Mia zia, che è sempre lavorato qua con noi, Roli, anche lei, il risotto lo mangiava freddo. Perché devi sapere che un risotto, il difetto di un risotto non lo senti tanto quando è bollente, ma quando è freddo. Se è buono anche quando è freddo. Se ha dei problemi lo si sente soprattutto quando è freddo. Ma allora adesso, quando è che posso cominciare? Possiamo cominciare anche subito. Boh. No, perché... Grazie, Remo. Tienila lunga. Io scherzo, però conoscere la storia di un piatto vuol dire conoscere la storia di una comunità. E quella di Casteldario ha un sacco di cose da raccontare. Grazie, Remo. Adesso potevo anche... Sì, direi di sì. Mi colpo un tema, dopo facciamo cambio. però. Certo. Buon appetito. Grazie, altrettanto.